Ecco le foto scandalo pubblicate oggi dal segretario nazionale della Liga Veneta Gian Antonio Darè. Un'ottantina di chili di pane letteralmente buttato nel cassonetto. Rifiuti alimentari dell'ex Hotel Winkler di San Floriano di Vittorio Veneto. Una struttura chiusa con la costruzione dell'autostrada e la deviazione di tutto il traffico dal Fadalto. Un hotel dove oggi alloggiano una quarantina di richiedenti asilo, quasi tutti del Bangladesh. Migranti arrivati qui nel 2015 e da 2 anni gestiti dalla cooperativa provinciale servizi in collaborazione con Nuova Marghera, la stessa che gestisce i migranti dell'ex caserma Serena. Oltre 400 le condivisioni del post, tutte di indignazione nella pagina Facebook del segretario. Questo è un insulto per il popolo veneto che paga le tasse naturalmente e che accoglie anche questi migranti o richiedenti asilo che in realtà non rispettano quelle che sono le nostre tradizioni, la nostra cultura e soprattutto il nostro lavoro. Una pubblica denuncia che Darè ha voluto fare soprattutto a 100 anni del terribile anno della fame, quel 1917, quando la rotta di Caporetto provocò il saccheggio di tutta la sinistra Piave. Un insulto per chi non conosce la nostra storia, la nostra cultura, il nostro lavoro e le nostre tradizioni. Immagini che il segretario farà giungere al prefetto chiedendo un intervento immediato. Chi porta questi migranti sui nostri territori deve far capire che qua nulla è regalato. Secondo Darè, il pane buttato non è altro che l'ennesima sfaccettatura di una situazione che sta diventando ingestibile, come hanno testimoniato i fatti dell'ex Serena. Questi signori che protestano per il cibo, per il vestiario, possono tornare a casa loro, paghiamo noi come veneti il biglietto di ritorno perché noi abbiamo bisogno di gente per bene, non abbiamo bisogno di gente che viene a protestare. Inevitabile anche la stoccata al sindaco di Treviso. Se sono arrivati a Treviso perché c'è stata una connivenza tra chi sta a Roma e chi sta a Treviso. Finché c'è questo governo continueranno ad arrivare i migranti perché questo governo li va a prendere sulle coste libiche.